La lunga estate dei cantieri del tram prosegue secondo cronoprogramma per garantire i tempi di consegna della grande opera che Padova attende. Sono iniziati i lavori per ultimare la linea SIR 3 stazione Volta Barozzo con l'intervento all'incrocio tra via Piovese e via Piazza Nanni per eseguire il collegamento della piattaforma già costruita su via Piovese. Sono interventi importanti, uno è in via Piovese in quanto per quanto possa essere breve verrà concluso il tratto confermata tra via Nani e via Piovese, andando quindi a chiudere di fatto la linea che è realizzata fino al capolinea. I lavori si concluderanno in tempo per l'inizio delle scuole, assicura Ragona. La priorità resta quella di liberare l'incrocio quanto prima. Entra in una fase importante anche la linea SIR 2 che collegherà Vigonza, Padova e Rubano con l'avvio dell'allargamento del cavalcavia Chiesa Nuova. In modo da permettere di avere una corsia preferenziale per il tram e una corsia per le auto, entrambi, quindi due corsie per ogni senso di marcia. Per fare questo va prima allargato il terrapieno su cui si poggia il cavalcavia oggi sul lato di via Vicenza, e quindi verrà realizzato un nuovo muro. Si tratta di lavori di grande impatto e per allestire il cantiere con la rimozione dei guardrail e la posa della recinzione di protezione bisognerà occupare parzialmente la carreggiata del cavalcavia, quindi verranno effettuati in orario notturno con l'istituzione dalle 20 alle 6 del mattino di un senso di marcia alternato. Sarà obbligatorio avere un senso unico alternato, però appunto solo nelle ore notturne a partire dalle 8 di sera fino alla mattina successiva per i primi giorni di lavoro. Quando ci saranno le nuove fasi di cantiere la viabilità verrà riaperta con almeno una corsia per senso di marcia. Nel frattempo procede anche la manutenzione straordinaria programmata sulla linea SIR 1.